Se si è tifosi del Cagliari non si può essere di certo contenti della prestazione di ieri. Perdiamo 2-0 col Verona, un Verona che non vinceva da agosto. Una serie di scelte forse sbagliate, da scelte arbitrali a scelte tecniche. Innanzitutto, ragazzi, secondo il mio parere, giocandomela col Verona, sapendo che si poteva andare tranquillamente a Verona a vincerla, non avrei giocato con Oristanio e Pavoletti là davanti, perché nel primo tempo abbiamo visto un Oristanio che si staccava troppo da Pavoletti, un Pavoletti costantemente da solo nelle rigore, pochi cross, un Oristanio che andava a aiutare forse troppo al centrocampo, lasciando da solo Pavoletti. Io Oristanio me lo sarei giocato nel secondo tempo e avrei iniziato con l'arma pesante, avrei iniziato con Lapadula e Pavoletti, vista la delicatezza di questa sfida che viene caratterizzata dopo appena 11 minuti del primo tempo da una munizione a parer mio ingiusta di Makumbu. Orsato ammonisce Makumbu in un fallo che tutto sommato il primo fallo della partita poteva anche risparmiare. Infatti più nel secondo tempo, forse in un fallo giusto da munizione, Makumbu viene espulso, e da lì, ragazzi, cambiano totalmente la partita del Cagliari, perché il Verona prende fiducia e guarda caso dopo neanche un minuto il Verona passa in vantaggio dopo l'espulsione di Makumbu, e lì ovvio che cambia tutti i piani di Ranieri. Il Verona prende fiducia e noi cerchiamo di attaccare e prendiamo anche il secondo gol. Diciamo che me la sei giocata diversamente, ragazzi, insomma, scelte arbitrali, il gol annullato a Goldaniga nel primo tempo, il palo di Prati, non siamo stati fortunati, l'arbitro non ha aiutato, ma ripeto, io me la sarei giocata, avrei giocato una formazione iniziale diversa, avrei evitato la difesa 3. Ieri abbiamo visto Azidiakos ancora costantemente in difficoltà, la difesa 3 secondo me, ragazzi, non paga. Azidiakos in difficoltà, infatti poi esce, ancora troppe lacune. Nel mercato di gennaio servirà sicuramente un acquisto, perché, ragazzi, così ieri abbiamo perso uno scudo diretto troppo importante e serve da campanellino d'allarme, perché così, ragazzi, si rischia fortemente la permanenza in Serie A, e dopo aver vissuto delle favole straordinarie non possiamo rischiare così. Serve qualcosina in più da parte di tutti, e la partita di ieri, ripeto, è un campanellino d'allarme. Insomma, ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti, secondo voi c'era o non c'era l'espulsione di Makumbu, avreste giocato con qualche riferimento in attacco diverso, sfruttando magari Oristanio e la freschezza di Oristanio e Luvumo nel secondo tempo, avreste tolto Makumbu vista la munizione, vista anche il precedente che avevamo avuto con la Lazio. Insomma, ragazzi, fatemi sapere, mettete un like al video, condividetelo, commentiamo insieme questa partita del Cagliari. Dall'Unipol Domus di Cagliari, ragazzi, sempre ricordiamoci, forza Cagliari!